di fame, però noi siamo la voce che ancora grida, prepara la via del Signore. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, lo innalziamo, insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà. Come il tuo servo Ezechiele, il soffio di Dio attendiamo, e come il re Davide servo tuo, un tempio di lode innalziamo. Ed ora che c'è la raccolta e i campi son bianchi oramai, noi siamo i tuoi servi e ancora gridiamo, venite intorno al Signore. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, lo innalziamo, insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà. Gesù è il nostro Signore, 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 Gesù è il nostro Signore. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, lo innalziamo, insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, lo innalziamo, insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà. Alleluia. Alleluia. Quanti stanno aspettando il ritorno di Gesù? E la Chiesa dica Maranatha, vieni Signor Gesù. Alleluia. Gloria a Dio. Quel giorno sarà meraviglioso. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Grazie Spirito Santo per questo culto, per questa mattina, Signore. Oh, alleluia. Nel buio canterò, so che mi ascolterai, e mentre aspetterò, come l'aurora verrà, chi temerò contro i nemici miei, combatti al posto mio, nelle battaglie sei il solo scudo e di chi temerò. Io so chi mi difende e avanza insieme a me, l'armata del mio Dio è sempre accanto a me, colui che è l'Eterno, migliore amico egli è, l'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Non trovo forza in me, ma tu mi sosterrai, la mia salvezza in te per me trionferà. Chi temerò? Chi temerò? Io so chi mi difende e avanza insieme a me, l'armata del mio Dio è sempre accanto a me, colui che
resistere a te. Ricorderò le promesse tue, sei fedele, sei fedele, sei fedele. Io so chi mi difende e avanza insieme a me, l'armata del mio Dio è sempre accanto a me, colui che è l'eterno migliore amico egli è, l'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Io so chi mi difende e avanza insieme a me, l'armata del mio Dio è sempre accanto a me, colui che è l'eterno migliore amico egli è, l'armata del mio Dio è sempre accanto a me, l'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Alleluia. Alleluia. Ti amo Dio, la tua grazia mai mi manca, i giorni miei tenuti nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio al calare della sera, io canterò della tua bontà. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. Amo la tua voce, tu mi hai guidato nel deserto, nelle notti buie, sei vicino come nessun altro, ti conosco come padre, migliore amico mio, io canterò della tua bontà. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. La tua bontà mi guarda e corre verso me, la tua bontà mi guarda e corre verso me, la mia vita ora riposa in te, tutto posso arrendere. La tua bontà mi guarda e corre verso me, la tua bontà mi guarda e corre verso me, la tua bontà mi guarda e corre verso me, la mia vita ora riposa in te, tutto posso arrendere. La tua
vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò nella tua bontà. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà, io canterò della tua bontà, io canterò della tua bontà. Alleluia, gloria a Gesù. Alleluia. Grazie Padre. Alleluia. Ho cercato l'Eterno ed Egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Essi hanno guardato a Lui e sono stati illuminati e le loro facce non sono svergognate. Questo afflitto ha gridato all'Eterno e lo ha esaudito e lo ha salvato da tutte le sue avversità. L'angelo dell'Eterno si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Amen. A quanto il Signore ha salvati. Alleluia. Quanti erano afflitti? Questo afflitto ha gridato e l'Eterno lo ha esaudito. Amen. Accomodatevi. Gloria a Dio. Alleluia. So che questa mattina prendiamo meno tempo per l'adorazione perché abbiamo ospite. Per noi è una gioia poterli avere con noi, in modo particolare il fratello Timothy, che sicuramente ci racconterà le testimonianze. Voglio dare il benvenuti a quanti sono per le prime volte in mezzo a noi. Dio vi benedica, sentitevi in famiglia. Amen. Se non avete una Bibbia, ve la vogliamo regalare. Alla fine vi regaliamo una Bibbia, perché ogni casa deve avere una Bibbia. Siete d'accordo? Però non si deve fare la polvere sopra, se no diventa una scultura. Bisogna leggerla. Quindi alla fine andate dal più giovane che noi abbiamo in chiesa, uno dei più giovani che è in fondo lì. Diceva, fratello Carlo mi ha detto che c'è una Bibbia per me, vero Carlo? Guardiamolo in tutta la sua bellezza. Alzati Carlo, fatti vedere, eccolo lì. Alleluia. Puoi dire alla persona che è a fianco a te, benvenuto, Dio ti ama? Alleluia. Gloria a Dio. Uno perché a volte lo dimentichiamo, è vero o no? Uno perché a volte lo dimentichiamo e due perché stiamo ancora dormendo. E allora è un motivo per svegliare la persona vicino a te. Gloria a Dio. Bene, allora io devo subito, perché voglio scappare da qui, non vedo l'ora di sedermi, quindi voglio ringraziare il Signore perché abbiamo Lino Cavone che è il direttore, per tanti anni è stato il direttore di Porte Aperte con sua moglie. Per tanti anni. Perdonatemi se io dico una cosa, ma io amo quest'uomo, come amo anche il nuovo direttore, perché io amo Porte Aperte, amo l'opera di Porte Aperte, lo amiamo come Chiesa, è vero o no? È vero? Ci sentiamo parte integrante di essa, guai se non avessimo aperto un solo culto, non aver pregato per i nostri fratelli che sono perseguitati, amen. Quindi per me è una gioia doppia questa mattina, perché abbiamo conosciuto Porte Aperte anche proprio in Italia, proprio attraverso il fratello Lino Cavone, che è stato direttore di Porte Aperte. Poi ha avuto la lungimiranza, guidata dallo Spirito Santo ovviamente, è quello che voglio avere io da tanto tempo, ma di avere un successore. Cristian, favoloso, tu e tua moglie.
siete straordinari veramente, perché siete arrivati oltre, avete fatto, è quello che spero che succeda anche a me, che ci prendono il testimone, no? Lino? Al momento giusto, certo, al momento giusto. Questo non dovevi dirlo. Io a volte mi vedo già con mia moglie che vado a fare delle lunghe passeggiate, la domenica, no? E invece no, ma Dio sa, va bene, Sonia sei speciale, ti vogliamo bene, sei amata, grazie di essere qui con noi questa mattina, la cara sorella in Cristo. Gloria a Gesù. Va bene, allora Cristian vieni subito. Ok, Dio vi benedica, pace a voi, lo dico sempre, però è come tornare a casa e penso che sia per il fatto che stava dicendo il pastore, ci abitiamo, io abito in voi abitate nel mio cuore da tanti anni direi, come anche questa chiesa veramente abita a porte aperte da non lo so, decenni, ed è grazie a voi che veramente possiamo portare avanti l'opera anche in terre dove non dovrebbe esserci il Vangelo, ma noi sappiamo che nemmeno le porte dell'Ades possono distruggere la Chiesa, niente è precluso, nessuna porta è chiusa, nessun luogo spirituale, fisico è precluso alla speranza del Vangelo. Amen? È così. È così. E oggi, se c'è un messaggio che passerà e deve passare nei nostri cuori attraverso la testimonianza che ascolteremo di Timothy, Timothy è un fratello della Corea del Nord, che è il posto dove è più pericoloso essere cristiani al mondo, dove non si può essere cristiani al mondo. Deborah, se puoi mandare avanti, per favore, grazie. È da 23 anni che o è prima nel posto nella mappa della nostra della persecuzione anticristiana nel mondo di Porte Aperte, o è prima tipo da 22 anni o al massimo è stata seconda, quindi significa che è da sempre il luogo dove non si può possedere una Bibbia, non si può incontrarsi come stiamo facendo adesso, non c'è libertà di culto. E io sono stato in quel paese, alcuni di voi lo ricordano, mi avete già sentito parlare di questo, ci sono 2 o 3 chiese fake, delle bufale dove ti portano a vedere dei culti, dei servizi che sono sostanzialmente finti, dove ci sono dei finti credenti, un finto pastore, un finto coro, cantano anche bene, ok? Però è tutto per mostrare a quei pochi stranieri che vengono che c'è una realtà cristiana libera. Non è così. È il posto dove più si perseguitano i cristiani al mondo. Vai pure avanti. Grazie anche al vostro aiuto, Porte Aperte sta facendo questo, sta cercando di sostenere la Chiesa clandestina in quel paese. Lo fa attraverso il sostegno alle reti nascoste di credenti, all'incirca 100.000 l'anno vengono raggiunti dai nostri aiuti attraverso quello che facciamo al confine, cioè in Cina. In particolar modo attraverso le case sicure. Il lavoro di Porte Aperte si svolge in territorio cinese, aiutando i nordcoreani che scappano dal paese. È l'unica parte, l'unica diciamo direzione che possono, da cui possono scappare è proprio il nord, cioè verso la Cina, e lì ci sono delle case sicure che accolgono questi fuggiaschi, dove gli diamo affetto, amore, presenza, parola di Dio, aiuto, cibo, calore, quello che serve. Alcuni di loro addirittura decidono di tornare nel paese per portare la verità di Cristo nel loro stesso paese. Anche Timothy è passato attraverso una casa sicura. Io non so, non ha il tempo di raccontare la sua odissea interamente, però quello che ci dobbiamo portare a casa è sicuramente questo. La sua testimonianza è un pugno in faccia a tutte quelle voci che vi dicono, in realtà è solo una voce, che vi dice che Dio non può raggiungere i tuoi cari, che Dio non può curare il tuo cuore, che Dio non può vincere la tua depressione, che Dio non può. La sua testimonianza è veramente uno schiaffo in faccia
al Dio che non può, a questa bugia del nemico. Perché lui è nato orfano, o è nato in un paese che l'ha reso orfano di leader e l'ha reso orfano dei suoi genitori, perché i suoi genitori lo hanno abbandonato ad un certo punto, a un'età giovanissima, e da figlio abbandonato è diventato figlio di un re. Ma lo lascio a lui, credo ora non c'è altro, giusto? Ce n'è un'altra? Sì, è un messaggio che viene proprio da questi giorni, diciamo. Grazie per esservi presi cura dei credenti nordcoreani, il vostro amore è tangibile, siamo felici di comunicarvi che stiamo bene, vi ringraziamo dal profondo del cuore. Riceviamo messaggi dall'interno del paese, da queste reti nascoste di credenti, che ci dicono grazie, sentiamo il vostro amore, sentiamo la vostra vicinanza, sentiamo le vostre preghiere. E non solo, in quel paese ci sono fratelli e sorelle che sono pronti, perché quando cadrà questo regime non vogliono semplicemente portare il Vangelo in maniera aperta in tutta la loro nazione, hanno visioni molto più oltre, vogliono portarlo in Asia, vogliono portarlo ovunque, perché hanno scoperto la perla di grande valore. Lascio la parola a Timothy e a Lisa, che la tradurrà. Venite pure avanti, non voglio prendere altro tempo. Vi posso chiedere una preghiera insieme? Alziamoci un attimo in piedi e preghiamo per Timothy. È particolarmente stanco anche perché lo abbiamo stancato un po'. Dicono che noi italiani stanchiamo. Sapete, i pranzi che non finiscono mai, poi le cene che non finiscono mai, tutte queste cose. Ecco, preghiamo per lui. Signore, voglio benedire il mio fratello, benedicilo, Signore, dagli nuove forze, Signore, soprattutto quando ripercorre le parti difficili della sua storia, Signore, mostragli sempre la tua grazia, fagli sentire sempre il tuo intervento, il tuo amore. Te lo chiedo, Padre, in Cristo Gesù. Amen. 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 Greetings. Salute, Greetings from brothers and sisters in North Korea. tanti saluti dai fratelli della Nord Corea. I am very grateful to be here this morning. Sono molto grato di essere qui questa mattina. And there are many stories I would like to share with you today. E ci sono molte storie che vorrei raccontarvi questa mattina, But I have only 20 minutes, ma ho solo 20 minuti so I will do my best. e farò del mio meglio. Today is my verse, which I read this morning. Oggi il mio verso che ho letto questa mattina It's Ephesians 5. è in Efesini 5:2. Walk in love. Cammina nell'amore, As Christ loved us come anche Cristo ci ha amati and gave himself up for us, e ha dato se stesso per noi, a fragrant offering and sacrifice to God. in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odore soave. Walk in love. Cammina nell'amore. And I've been in Italy for 7 days, 8 days now. Sono in Italia da 7, anzi 8 giorni. I've been visiting churches, groups every day. Sto visitando chiese, gruppi tutti i giorni. And sometimes I complain to God, God, I'm so tired. E a volte mi lamento con Dio e dico, Signore, sono così stanco. But every place I go to, Ma in ogni posto dove vado there are brothers and sisters. ci sono fratelli e sorelle They greet me with love. che mi accolgono con amore. And I've been learning about this word of love. E sto imparando di questa parola amore. And even in Italy, I learned this, how to call in Italian, amor. E mi piace tanto questa parola, come si dice in italiano, amore. What is this? Che cos'è? Without this word, love, Senza questa parola amore and I couldn't be here today. non sarei qui oggi. Born in a small village in North Korea. Sono nato in un piccolo villaggio della Nord Corea And when I was going through
twice escaping from North Korea e sono dovuto fuggire ben 2 volte dalla Nord Corea and multiple imprisonment. e sono stato in prigione più volte. I never thought I could be here today. Non ho mai pensato che sarei potuto essere qui questa mattina And I never thought that the Open Doors former director was driving e non ho for mai, me from 100 kilometers this morning. e non ho mai pensato che il direttore di Porte Aperte avrebbe fatto tutti questi chilometri per venire qui questa mattina perché sono qua io. Only God knew that they could come, that I come to your church this morning. Solo Dio sapeva che io sarei stato qui questa mattina e che anche loro sarebbero stati qui. 2 days ago, I recorded a short speech and I sent it to the United Nations. 2 giorni fa ho registrato un piccolo messaggio e l'ho inviato alle Nazioni Unite. This year marks 10 years anniversary of this UN report on North Korea. 10 10 years. This year marks, yeah. It was in May. Quest'anno, immagino, ok, vabbè. Quest'anno, 10 anni fa, c'è l'anniversario, diciamo, di questo progetto sulla deportazione dalla Nord Corea. This report is hundreds of North Korean escapees' testimonies. È un documento che contiene la testimonianza di tantissimi nordcoreani scappati dal loro paese. And when this report published by United Nations, E quando questo documento è stato pubblicato dalle Nazioni Unite, North Korea stood against it. la Nord Corea si è combattuta, è andata contro questo North documento. Korean government said to us, "You liars! E il governo nordcoreano ha detto: voi siete bugiardi. This is the report of crimes against humanity." Questo è un documento che contiene le testimonianze di crimini contro l'umanità, Political suppression, l'oppressione politica, religious persecution, la persecuzione religiosa, woman trafficking, il traffico delle donne, imprisonment, imprigionamenti, torture. torture, There are unspeakable atrocities. atrocità che non si possono nemmeno nominare. The report concluded it is ongoing. E questo documento finisce dicendo: sta ancora continuando questa cosa. So this year we commemorate Oggi in the United Nations. commemoriamo questo nelle Nazioni Unite. And I sent my speech to UN. It will be on the screen tomorrow. E ho mandato questo mio messaggio alle Nazioni Unite e verrà proiettato domani. And 10 years ago, Open Doors report was still putting North Korea on top. 10 anni fa ancora Porte Aperte metteva il Nord Corea all'inizio come primo nella graduatoria. And 20 years after, still is on top. E ancora dopo 20 anni è ancora al primo posto. So what is going on in this country? Ma allora cosa succede in questo paese? Why this small? Perché questo piccolo libro? This is one of the smuggled Bibles into North Korea. Questo è uno delle Bibbie che vengono portate in Nord Corea tramite il controbando. Tiny New Testament. È piccolissimo, è il Nuovo Testamento. Good news. What? Good news. Ah, la buona novella. And the most dangerous book in North Korea. È il libro più pericoloso in Nord Corea. It is a crime above the crime and above. È considerato un crimine il più grande. And Mr. Nani, he visited North Korea, he knows. Il signor Nani ha visitato la Nord Corea e sa bene questa cosa. If you visit North Korea, Se voi visitate la Corea, the first thing they tell you, la prima cosa che vi dicono: don't leave this book in a public place. non lasciate questo libro in un posto pubblico. You'd be arrested. Potrai essere arrestato. You'd be sentenced. Avrai una sentenza. Tomorrow there will be someone whose son and that father as a missionary, he's currently in North Korean prison. Domani ci sarà il figlio di un missionario che era in Nord Corea, che è in prigione. He will testify at the United Nations E lui testimonierà presso le Nazioni Unite and he will ask all international member of states, e chiederà a tutti i membri delle nazioni:
please tell North Korean government to send my father back home. Per piacere dite al governo nordcoreano di lasciare mio padre che possa tornare nel suo paese. There are currently 5 missionaries in North Korean prison. E al momento ci sono 5 missionari che sono nelle prigioni della Nord Corea. There were American missionaries. Ci sono missionari americani. Thankfully, they got out. Grazie a Dio sono stati portati fuori. When Trump elected years ago, he negotiated with Kim, so these missionaries been sent back to home. Quando è stato il presidente Trump, lui ha negoziato con il dittatore Kim e ha raggiunto un accordo per avere perché fossero liberati. Canadian missionaries has been released. Anche i missionari canadesi sono stati rilasciati. Australians. Anche gli australiani. But South Koreans are still there. Ma quelli della Sud Corea sono ancora detenuti. We have data. 70 missionaries have been disappeared, kidnapped and assassinated. E ci sono anche missionari che spariscono, vengono assassinati, non si hanno più notizie di loro. And no news is talking about. E le notizie dei giornali, i telegiornali non parlano di questo. So they don't have high profile. Non hanno un profilo alto, quindi non vengono nemmeno nominati. When I was living in North Korea, I did not know this country was the darkest country in the world. Quando io vivevo nel mio paese, la Nord Corea del Nord, non sapevo che il mio paese fosse quello più buio al mondo. No phone, Non c'erano telefoni, no internet, non c'era l'internet, no YouTube, no Facebook, no non social c'era media. YouTube, social media, Google, niente. All we learned, Tutto quello che venivamo a sapere Kims were our God. era che Kim era il nostro Dio. We were brainwashed. Avevamo il lavaggio del cervello. We learned from age 12 months how to about Kim family picture frame. Imparavamo già da quando avevamo 12 mesi a riconoscerlo nelle foto, nei manifesti che c'erano di lui intorno. Then across the country there were many Kim family statues and monuments. E in tutto il paese c'erano statue e monumenti della famiglia Kim. And when you see anyone from North Korea, inside North Korea, E quando vedevi un nordcoreano in Nord Corea, they have a Kim family badge on their heart. hanno un Badge, yeah. distintivo con l'immagine del Kim. They have to regard him as a God. Everyone Dovevano, must have on their heart. dovevano considerarlo come il loro Dio e averlo proprio qui sul cuore. And in nursery, you give thanks to the Kim family because you are able to eat. E fin da quando sei bambino piccolo tu ringrazi la famiglia Kim perché hai da mangiare. That's what our school teachers, nursery teachers told us. È questo che insegnavano i nostri insegnanti, le nostre maestre di asilo quando eravamo piccoli. And every Friday in North Korea, E ogni venerdì, from primary school all the way to age 70, 80, 90s, they have a session called self-criticism session. e From the nursery. ogni venerdì da bambini fino a quando sono più grandi c'è questa giornata dedicata alla possibilità di fare delle critiche. So what this session is doing, E in questa sessione quello che fanno, I pick my friend's name up. io prendo il nome del mio amico. Why you haven't given enough loyalty and love to the Kim family this week? E dico, perché tu questa settimana non hai dimostrato abbastanza lealtà alla famiglia Kim? So you must do better next week. E ti dico, tu devi fare meglio la prossima settimana. And that is repeating every Friday. E questo succede ogni venerdì. Where is it happening? Dove succede? We go to church every Sunday Noi- and we ask God's forgiveness. Noi andiamo in chiesa ogni domenica e chiediamo il perdono di Dio And where we give grace to God for something we are able to eat. e diamo grazie a Dio perché abbiamo qualcosa da mangiare. North Korea In North Korea- has used this Bible to set up society. E invece nella Nord Corea usano questo libro per
per costruire la società. Lo usano in modo inverso però. They took Kim family and they took the word God out, Hanno tolto la parola Dio replaced with the Kim. e hanno messo la parola Kim, il nome Kim. It's very interesting. È molto interessante. Kim family is from Christian root. E la famiglia Kim ha origini cristiane. The first Kim was baptized when he was a 13-year-old. Il primo Kim è stato battezzato quando era adolescente. And his mother was baptized by Billy Graham father-in-law. E sua mamma è stata battezzata tramite Billy Graham e le sue crociate. And he gave Kim's mother the Bible name called Peter. E la mamma di Kim tramite Peter, Because she was very strong faith. She had a strong perché faith. aveva una fede molto forte And his father was a missionary doctor. His uncle was a e Presbyterian anche suo pastor. marito era molto coinvolto, c'erano pastori. So he well understood the structure of the Bible and Quindi Christianity. è cresciuto su questa struttura, sul credere nella Bibbia. And they have 10 ideological principles in North Korea. 10 ideological principles. E hanno 10 principi ideologici cristiani. So every sentence says, give love to the Kim family. E ogni punto di questo dice dai amore alla famiglia Kim. Give your devotion to the Kim family. Dai la tua devozione alla famiglia Kim. When you look at that, each sentence, Quando guardi ogni frase, it is from 10 commandments. viene dai 10 comandamenti. And that country E in quel paese do not allow non permettono Christians ai to cristiani gather like you and I on Sunday. di riunirci come facciamo noi la domenica. Only 5 or 6 people can gather underground church. Solo 5-6 persone possono riunirsi per volta, ma nelle chiese nascoste. And I sent a video to a Christian the other day, how they have a secret service far away from cities. E ho mandato un video a Christian l'altro giorno dove si vede che si riuniscono in posti molto lontani dalle città. And you have to read the Bible under the blanket. E puoi leggere la Bibbia nascosto sotto le coperte And you worship whispering. e adori il Signore sottovoce. When we smuggled these Bibles, it doesn't call anything. It doesn't say anything. Quando queste Bibbie vengono portate in Corea tramite contrabbando, non c'è neanche il nome sopra. North Korean people call this book is Life Fortune Book. E questo viene chiamato libro della vita, della buona novella, della Because novella, It brings good news. perché porta buone notizie. And tens of thousands of these books have been smuggled. E migliaia di questi libri sono stati portati col contrabbando. I remember one day I was in school because enforced disappearance in North Korea is very common. Whole family taken away over the night. E mi ricordo quando andavo a scuola, succedeva spesso che una famiglia spariva, veniva portata via. There was one family that was disappeared over the night. C'è una famiglia che appunto è sparita durante la notte. And neighbors was talking about, on their roof, about 50 mini Bibles. E i vicini parlavano di questo che era accaduto e avevano scoperto 50 Bibbie che erano sul tetto della casa. And they taken away, gone to prison camp. E li hanno portati via tutti e hanno portato la famiglia in una prigione. And anyone, if you watch E se voi guardate from outside, dall'esterno, you end up in prison. In prison. In You be sent. Teenagers watching South Korean drama, they were sent to labor camp. se anche adolescenti guardano qualche dramma, qualche serie televisiva, possono essere condannati. Teenagers watched Squid Game, that was South Korean drama, was executed.
Adolescenti che avevano guardato Squid Game, se lo conoscete, sono stati, che è un programma della Corea del Sud, sono stati giustiziati per questo. Within villages and towns and cities, you cannot move freely. You have to get permission and travel document. E tra i vari villaggi e città non puoi muoverti liberamente, ma devi avere il permesso dal governo. It's locked down. Every city, town, they have its own permanent lockdown. Ogni città, ogni paese ha un suo particolare lockdown. When I survived through after my parents escaped, E dopo che io sono sopravvissuto, dopo che i miei genitori sono scappati, I couldn't go to school from age 10. non potevo continuare la scuola dall'età di 10 anni. My father's escape Mio padre era scappato to China, in Cina and that was given traitors. e per questo lui è stato etichettato come un traditore They call you, you are enemy class. e fai parte della classe del nemico. About 30% of the total population belong to the enemy class. E il 30% della popolazione totale appartiene a questa classe del nemico, There are 26 million considerati people. nemici del governo in pratica. There are 26 million people in North Ci Korea. sono 26 milioni di persone in Nord Corea And when you have the enemy class tag, e quando vengono etichettati in questo modo you get discriminated against everything, sei no opportunity. discriminato contro tutto. And that was enough later when I made decision, age 17, to escape to China. E per questo quando avevo 17 anni ho deciso di scappare in Cina. But during my orphan life in North Korea, E durante la mia vita da bambino in Corea del Nord, I have seen hundreds of thousands of children were on the street and died of starvation. io ho visto centinaia, migliaia di bambini che vivevano sulle strade e che praticamente morivano. They were going through millions of starvation in North Korea in 1990s. E negli anni 90 c'era la fame nel Nord Corea e tantissimi sono morti. The world was changing in 1990s. Il mondo stava cambiando negli anni 90. Countries started opening the doors. I paesi avevano iniziato ad aprire le porte verso il mondo, verso l'Occidente. But this country was closing the door. Invece la Nord Corea invece chiudeva ancora di più le porte. That's what we call the hermit kingdom. E per questo chiamiamo il nostro paese il paese dell'eremita. And you can see on Google satellite how dark that country E is. se guardate anche su satellite vedete che la Nord Corea è proprio buia rispetto agli altri paesi. During my second escape, E durante la mia seconda fuga, so twice escape, sono scappato 2 volte. my first escape to China, La prima volta sono scappato in Cina, it's a border with China, c'è il confine con la Cina over 800 kilometers. e sono 800 chilometri. You can choose either swim or walk, Puoi decidere se nuotare oppure but camminare, there are military. ma ci sono i militari dappertutto. When I was able to escape, there were no wire fence. Quella volta che sono scappato io non c'erano le recinzioni. Today, Oggi they have wire fence. hanno messo anche le recinzioni di ferro. That was the first time I saw outside the country. I was 17. È stata la prima volta che sono uscito dal mio paese, avevo 17 anni. People wearing different clothes, different hair colors, wearing jeans. Vedevo le persone che erano vestite in modo diverso, avevano i capelli in modi diversi, usavano i jeans And lights spinning on the city market. e c'erano luci dappertutto, c'era il mercato. That was a completely different world to me. Era un mondo completamente diverso da quello che conoscevo. I keep sharing this joke with university students. E voglio condividere questo gioco, Funny. questa cosa divertente con voi. If boys in North Korea, if you have Kim Jong-un's hairstyle, you'd end up in prison. Che in Corea se il ragazzo ha un Kim's se hairstyle. Yeah. se ha il taglio di capelli come il Kim, il dittatore, può essere imprigionato. And last night, I was having dinner with Giuseppe, that church in Milan, E pastor. ieri sera ero a cena con Giuseppe Pastore a Milano
And he had a similar style as Kim Jong-un's hairstyle. e aveva lo stessa pettinatura di We actually Kim. compared with the phone. E abbiamo fatto un confronto col telefono I told him, you would be in North Korean prison. e ho detto tu dovresti andare nel carcere in Nord Corea. You can't choose. Non puoi scegliere. So seeing someone was wearing jean first time with many holes, I was like, wow, what kind of Ho clothes visto is persone this? che avevano pantaloni jeans e guardavo, dicevo, oh mamma mia. Then meeting missionary guy in China, E poi ho conosciuto un uomo missionario in Cina. I thought they were human traffickers. Io pensavo che fossero trafficanti di persone umane. They are taking important job there. Pensavo avessero preso un lavoro importante in Cina. They risk their life. Rischiavano la loro vita. In 2016, 8 Chinese pastors was assassinated by North Korean secret agent. Nel 2016, 8 credo, pastori sono stati assassinati dai ufficiali in incognita nordcoreani. His body was cut into 3 pieces and hung on the cross. E il suo corpo, allora forse era uno, è stato tagliato a pezzi e appeso a una croce. Earlier I mentioned the foreign missionaries were in North Korean labor camp, E come dicevo, altri 4 sono in un campo di concentramento and many were kidnapped, arrested in China e molti sono stati presi proprio in Cina and taken to North Korea. e portati in Nord Corea. So the missionary, when he came to me, he tried to help me. For them, it was a risk, a dangerous job. Quindi quando questo missionario è venuto da me per cercare di aiutarmi era molto rischioso per lui. But when I first entered his house, Ma quando sono entrato nella sua the casa, first thing I saw, la prima cosa che ho visto, a Bible, una Bibbia, cross, la croce and orphan children in the house. e anche bambini nella casa. Terrified me. Ero terrorizzato. The Bible and cross, I thought it was curse. Io pensavo che la Bibbia e la croce fossero una Curse. maledizione. Yeah, I Even know if what I it is. touched it, E anche se la toccavo, I thought my finger would be rotten away. ho pensato che il mio dito si sarebbe tolto. And I thought those children were kidnapped by missionary. E pensavo che questi bambini fossero stati presi da questo missionario. It was from anti-religious education in North Korea. È stato da tutto quello che mi era stato insegnato contro il mondo esterno. One example I would like to share with you, in North Korean school textbook, Una cosa che vorrei condividere è che nel libro di studio in Nord Corea there is a story c'è una storia of a young boy went to mountains. di un giovane ragazzo che è andato in montagna He collected firewood and holding them, now walking down e from the ha mountain. raccolto la legna e stava scendendo And meanwhile, he was passing by apple trees. e mentre scendeva passava vicino a altri alberi, And those apple trees apple trees, belong to missionary. e erano alberi di mele e questi appartenevano a missionari. And wind was blowing. E c'era il vento che soffiava A big apple dropped on the floor. e una mela caduta per terra So he picked it up. e quindi lui l'ha preso And meanwhile, the missionary guy saw the boy was picking an apple up from the floor. e i missionari hanno visto questo ragazzo che prendeva la mela da terra And the missionary grabbing him. e il missionario l'ha preso You're stealing my apple. e ha detto tu stai rubando la mia mela And tied him up on the apple tree. e l'hanno legato attorno all'albero And dropping chemical acid on his forehead e hanno fatto scendere dell'acido chimico sulla sua fronte until the boy is died. e questo ragazzo è morto. There are cartoons, dramas, films, stories of anti-Christianity education in Ci North sono Korea. tantissimi di questi racconti video che parlano proprio del cristiano, cioè per divulgare l'anticristiano, di essere So anticristiani. I ran away from that safe house E io sono scappato via da questa casa sicura dove ero arrivato, because I felt the house was not safe. perché pensavo che questa casa non fosse sicura. Unfortunately, I was arrested
at the Mongolian border e sfortunatamente sono stato arrestato sul confine con la Mongolia with other 17 North Korean refugees, con altri 17 profughi and we were sent back to North Korea. e siamo stati rimandati in Corea del Nord. But what I remember in my group, among 18 of E people, quello che mi ricordo di questo gruppo di persone, 18 persone, 2 were ladies, mom and daughter. 2 erano donne, mamma e figlia. And they, when we arrested, they took out something from their backpack E quando sono state arrestate hanno preso qualcosa dallo zaino and they buried it in the sand. e l'hanno nascosto nella sabbia. It was a Bible. Era una Bibbia. Because if they went back to North Korea with the Bible, they would be smashed it. Perché sapevano che non potevano tornare in Nord Corea con una Bibbia. In North Korean prison, Nelle prigioni in Nord Corea basement prison, there were hundreds of prisoners. ci sono queste prigioni, sono piene di prigionieri And in my room, e nella mia stanza, in my cell, I had Cella. about 50 inmates. 50. Ok, c'erano circa 50 prigionieri con me And toilet was just next to us. e c'era il water And we were all put head down like this. ed eravamo tutti seduti con la testa bassa. We didn't have enough space, so we were sitting and sleeping, leaning on against each other's back. Non avevamo abbastanza spazio, quindi eravamo seduti e dormivamo uno contro l'altro. And next day morning, E il mattino dopo I realized the guy was leaning against me. He died. mi sono reso conto che la persona che era appoggiata alla mia schiena era morta. So before I arrived there, he was already tortured. E dopo che prima che io arrivassi, lui era già stato torturato, Not medical treatment. senza essere soccorso medicalmente. We were given scoop of 2 scoop of soup twice, just soup each day. E, avevano 2 mestoli di zuppa da mangiare tutti i giorni. And when his body dragged out of the cell, E quando hanno tirato fuori questo corpo dalla cella, and all these images in my room, no one was even turning their eyes at his direction. eravamo tutti là, ma nessuno si girava nemmeno per vedere cosa succedeva, per vedere questo corpo che veniva trascinato fuori. They were fierce. Erano tutti spaventati. I'm scary. Avevano Darkness. paura, c'era questo buio. And I thought I was going to be killed like him. E io pensavo che sarei stato ucciso anch'io allo stesso modo. I was lucky I got out from that prison. Sono stato fortunato perché sono poi uscito da questa prigione. I was probably the only one from 18 people survived. Sono stato probabilmente l'unico che è sopravvissuto di questi 18. I can still hear time to time the Anco- screaming, Ancora riesco a sentire le urla, torture, le torture and what was going on inside that prison. e quello che succedeva all'interno di questa prigione. They even punching pregnant woman's stomach Davano anche pugni alle donne incinte proprio sulla pancia. if they are pregnant in China because they don't want Chinese babies. Se erano rimaste incinte in Cina perché non volevano bambini cinesi. And most of North Korean women and girls who cross the border to China, E tante delle donne nordcoreane, e che sono donne e ragazze che hanno attraversato il confine per entrare in Cina, and they experienced human trafficking. hanno sperimentato proprio il traffico delle donne, insomma, traffico sessuale. Lucky to make a second escape to China. E ho fatto una seconda fuga in Cina I was hoping if I could meet another missionary guy. e speravo che se avessi potuto incontrare un altro missionario. No, he wasn't there this time. No, non c'era più. And the second time again, I was arrested E la seconda volta di nuovo sono stato arrestato. in American school in Shanghai. Mi trovavo in una scuola americana in Cina This time with 8 women, ed ero con 8 donne, 9 of us. eravamo 9. We crossed the 2-meter fence of the American school. Abbiamo scavalcato non mi ricordo più la parola.
La recensione. Abbiamo scavalcato la recensione di questa scuola. When we were born in North Korea, we don't have a passport. Quando nasciamo nella Nord Corea non abbiamo nessun passaporto, We do not know the concept of a passport. non sappiamo cosa significhi avere un passaporto, So, because you have to live in that prison country. perché devi vivere in quel paese. So when we cross the border to other countries, we are illegal now. Quindi quando passiamo il confine siamo praticamente illegali. Even though the UN, Anche, Geneva Convention, anche se le Nazioni Unite e la Convenzione di Ginevra ratified, anyone signed the Refugee Charter International Statute, when North Koreans arrive in their country, give them basic protection. hanno firmato perché qualsiasi persona che uscisse dalla Nord Corea e va nel loro paese possono trovare rifugio in quel paese. And China is one of the countries. E l'Italia è uno di quei paesi. And yet China arrests them, send them back to North Korea. E nonostante questo la Cina invece li arresta e li fa ritornare in Nord Corea. And these are in prison camps in North Korea today. E questi si trovano nei campi di concentramento in Nord Corea oggi. And hundreds of thousands. E centinaia, migliaia. Their bodies even used to experiment produce chemical and biological weapons in North Korea. E vengono fatti anche degli esperimenti chimici, biologici su di loro. This is what this report concluded. E questo è ciò che dice questo documento sui crimini. Atrocities committed by Hitler, it is right now happening in North Korean prison camp. Le stesse cose praticamente che succedevano ai tempi di Hitler succedono in questi campi. We were sent Shanghai International Prison. E noi siamo stati portati nella prigione di Shanghai. And that was my fourth imprisonment. È stata la quarta volta che sono stato portato in And I was prigione. still 17. E avevo appena 17 anni. If I was there many years ago, Se fossi stato lì molti anni prima, I couldn't dream of what it would come today. non avrei mai sperato di poter essere qui oggi. I'm glad I can smile today. Sono contenta di poter sorridere oggi. The grace of God's work. La grazia di Dio è al lavoro. And I was crying every night E piangevo ogni sera, because I was expecting I would be executed, sent back to North Korea. perché ero sicuro che sarei stato giustiziato, riportato in Nord Corea. There are 34,000 North Korean escapees outside. 34,000. Ci sono 34.000 profughi nordcoreani in giro. From 26 million, only 34,000 managed to get out. Di 26 milioni di popolazione, solamente 34.000 sono riusciti a scappare. If you ask them, most of them have experienced watching public execution. E se chiedete loro, la maggior parte di loro ha sperimentato proprio il fatto di vedere altre persone che venivano giustiziate. The man I watched executed publicly, Anch'io ho visto un uomo essere giustiziato pubblicamente. his crime was he helped 3 North Korean women to go to church in China. Il suo crimine è stato di aiutare 3 donne nordcoreane a andare in chiesa in Cina. His body tied up on the post Il suo corpo è stato legato a un palo and his eyes covered, e gli occhi sono stati bendati, belly covered, knee covered. lo stesso la parte della pancia e le ginocchia. 3 policemen came and standing here with AK-47. E 3 militari con AK-47, credo, First 3 bullets, it went into eyes, it popped. e hanno sparato, hanno preso gli occhi per prima cosa, And second, third, went into belly and knee. poi la pancia e poi le ginocchia. Now the body falls into hole prepared E il corpo praticamente cadeva in una fossa. and body wrapped. E The body was wrapped. il corpo veniva poi avvolto Execution completed. e così era giustiziato, era terminato. I was only 11 Avevo appena 11 anni and all children were forced to sit at the front of the crowd and watch it. e tutti i bambini erano obbligati a sedersi in prima fila a vedere queste cose. And I was imagining this in the Shanghai prison. E io stavo pensando a questo quando ero nella prigione di Shanghai. So when I was crying every night, Quindi piangevo ogni notte
one of the inmates came to me, e uno dei carcerati è venuto a me. all from different countries. C'erano persone di tutte le nazioni One of them was a South Korean gangster. e uno era un criminale sudcoreano He asked me, why do you cry every night? e mi ha chiesto: ma perché piangi tutte le notti? In this room, we are all curious. First time seeing someone from North Korea, youngest one, in our prison cell. E siamo tutti criminali, è la prima volta che vediamo un nordcoreano così giovane qui nella nostra And I prigione. explained to him. E gli ho spiegato. And this strange gangster, after I told him what was going to happen to me, E questo criminale strano, dopo che ha sentito quello che pensavo mi sarebbe successo, he brought something with him, small, dark. ha portato qualcosa con sé, It was a Bible. una piccola cosa, era una Bibbia. I ran away from the Bible during my first escape, Io ero scappato dalla Bibbia la prima volta che ero and he fuggito came back to me. e invece è tornata a me. And he said, you have some time. You could read the Bible. E questo criminale ha detto: hai tempo, puoi leggere questo libro. And I looked at him like this. E gli ho guardato così: Are you crazy? sei matto? And then do you know what he said to me? You could pray to God for my survival. E lui ha detto: puoi pregare Dio per la tua salvezza? I definitely was thinking he's a mentally unstable, crazy gangster I ever met. E ho pensato che questo era il criminale più instabile, più matto che ci fosse. Look, I told him I would have sent back to North Korea and I would be killed. E gli ho detto: ma guarda che mi rimanderanno in Nord Corea, verrò ucciso. And now he's telling me to pray to God, someone who I don't even know. E lui mi sta dicendo: prega Dio, una persona che neanche conoscevo. Then I was thinking that moment, E pensavo in quel momento, okay, hang on a minute. Rather than I cry every night, e poi ho pensato, piuttosto che piangere ogni notte, maybe I could ask him for my survival. forse posso chiedere per la mia sopravvivenza, If anything happens. se qualcosa succede. But I didn't know how to pray. Ma non sapevo come pregare. So I asked the gangster, how do you pray? E allora ho chiesto a questo criminale: come si fa a He pregare? told me, E mi ha detto: you say amen at the end of your wishes. tu dici amen alla fine del tuo desiderio. So that moment, okay, my first prayer was, God, I don't want to be killed. Amen. E quindi la prima frase è stato: Dio, io non voglio morire. Amen. God, I don't want to go back to North Korea. Amen. Dio, non voglio tornare in Nord Corea. Amen. I want to get out from this prison. Amen. Voglio essere liberato da questa prigione. Amen. I had hundreds of amen lists. Avevo una lista lunghissima. All I did, L'unica cosa che ho fatto, amen at the end of it. dicevo sempre amen alla fine. Why wouldn't you? If there is hope by saying amen. E ho pensato che se c'è una speranza nel dire amen, It was terrifying, that prison cell, thinking about I would be killed. ero terrorizzato in quella prigione, pensavo di venire ucciso, Hopeless. senza speranza. And I thought, E ho pensato: God is a kind of big, powerful military man. He would be able to send me on helicopter. Dio è un grande uomo politico, un grande uomo che può mandare un elicottero qui da me a liberarmi. And I watched that in James Bond's action film. E avevo visto questo in uno dei film di James Bond. Helicopter comes, boom, 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 and with the rope, L'elicottero arriva, Get him out. fa un'apertura e porta via per salvare la persona. So there were many percentage inside of me. Keep praying every day. Many times I was thinking, when an helicopter is coming to me. Quindi continuavo a fare questa preghiera, pensavo prima o poi arriverà questo elicottero a salvarmi. Nothing was happening. Ma niente succedeva. I was praying many times. Now it's weeks and months is going on. Continuavo a pregare per settimane, mesi. And China told me, soon you will be sent back to North Korea. E la Cina mi ha detto: presto sarai riportato in Nord I Corea. told the gangster, you lied to me. E God così- doesn't exist. E così ho detto al criminale: non è vero quello che mi hai detto, Dio non esiste. So with my desperate, I asked the God once again, E così nella mia disperazione ho chiesto nuovamente a Dio: God, if you are really exist in this world, Dio, se tu veramente esisti in questo mondo, you give me my freedom. dammi la mia libertà. Then I will.
I will devote all my life to you. e io dedicherò tutta la mia vita a te. But if I was sent back to North Korea Se vengo rimandato in Nord and Corea killed, e vengo ucciso, I told him, I would deny your existence. e in tal caso io dirò che tu non esisti. A few years ago, an English pastor told me, E un po' di anni fa un pastore inglese mi disse: Timothy, why you prayed and why you promised with God in the prison, che mi ha detto, mentre tu pregavi, facevi questa promessa a Dio in quella prigione, this is what you are doing today. questo è ciò che tu stai facendo ora, So oggi. we have to be careful when we ask God for something. He's coming to you. Quindi dobbiamo fare attenzione quando facciamo una preghiera, perché Lui viene da noi. But I did well. Ma If io, I think, io ho fatto bene, credo. when two men visited me in the prison, E poi 2 uomini sono venuti a visitarmi in prigione I thought they were from North Korean embassy. e io pensavo che fossero dell'ambasciata nordcoreana. But when I went outside, the two men were smiling from far away. Ma quando sono uscito li ho visti che sorridevano, mi guardavano e sorridevano. They were two diplomats from South Korea and one was a Westerner. Erano 2 diplomatici, uno della Sud Corea e uno era un occidentale. I told him, Timothy, you have good news? E mi hanno detto: Timothy, abbiamo buone notizie per te. China has made very unusual decision La Cina ha preso una decisione molto inusuale to deport you and your group to the Philippines, Di- not North Korea. di deportare te e il tuo gruppo nelle Filippine anziché in Nord Corea. Never happened before. Non era mai successo prima. Hundreds of thousands have been trying to escape, Centinaia, migliaia avevano cercato di fuggire and all of them been sent back to and put in prison in North Korea. e tutti venivano riportati in Nord Corea e messi in prigione. So it was very unusual case. Quindi China made that decision, era molto strano che la Cina avesse preso questa decisione, offering us diplomatic passport. offrendoci un passaporto diplomatico. But story was behind. La storia che c'era dietro questo: When we were arrested at that international school in Shanghai, quando siamo stati arrestati in quella scuola a Shanghai, many young school children were standing watching us in tears. molti studenti erano lì che guardavano e piangevano vedendo come venivamo trattati. Because Chinese police were beating North Korean women and they forcibly dragged, pulling their hair, dragged put into police vans. Perché gli ufficiali cinesi ci battevano e ci trascinavano anche per i capelli nelle loro macchine per portarci via. But one of them, 13-year-old girl, Ma- she wrote an email to a journalist. Uno di loro, una ragazzina di 13 anni, ha mandato una lettera a una testata giornalistica She said, e ha detto: we were traumatized watching they were arrested. siamo stati traumatizzati nel vedere queste persone che venivano arrestate. We were young and powerless. We could not do anything. Eravamo giovani e non avevamo nessun potere, non potevamo fare niente. Please do something. Per piacere fai qualcosa per noi, per loro. Now this reporter's heart moved. E questo giornalista è stato toccato She asked the BBC, Washington Post, CNN, e ha chiesto alla BBC, al Washington Post e altre testate importanti, and South Korea, Germany, all international media. lo stesso nella Corea del Sud, in Germania. And that news is still on YouTube. E questa informazione è ancora su YouTube, se si va a vedere. So they joined that campaign. E loro si sono uniti in questa campagna. And 3 years ago, when I visited the United States, E 3 anni fa, quando mi sono presente? US, Ah, quando ho visitato gli Stati Uniti, I met a group, and human rights and Christian group. ho conosciuto un gruppo cristiano di aiuti umanitari They asked me, how did you escape? e mi hanno chiesto: come sei riuscito a fuggire? And I explained to them. E gli ho spiegato questa cosa. And this woman, E questa donna she brought a big poster ha of us. portato un grande poster di noi. So many years ago, they campaigned, protested in front of Chinese embassy. E ha detto che loro molti anni fa, in quel tempo, avevano manifestato davanti alle ambasciate cinesi con questo grande poster con le foto di loro.
They did not know who we were that time, non sapevano chi fossimo in quel momento, in quel tempo, but they watched the news ma hanno visto questa notizia sul telegiornale and they campaigned. e hanno fatto questa campagna perché fossero liberati. They even said they sent a letter to President, what was his name? In 2004, who was US president? Oh, God. Yes, Bush, President Bush. Ok, ecco, era nel 2004 e questi che manifestavano avevano mandato una lettera al presidente Bush, che era il presidente di quel tempo. So God actually sent helicopters. Quindi Dio aveva in effetti mandato gli elicotteri God went into that 13-year-old girl's heart. e Dio è entrato nel cuore di questa ragazzina di 13 anni. God went into the gangster's heart. È entrato nel cuore di questo criminale And God went to that diplomat's heart. e lo stesso nel cuore del diplomatico. When I came back to my prison cell, I told the story to the gangster. E quando sono tornato nella mia cella, ho raccontato questa cosa al criminale Now he was crying. e lui piangeva. And everyone in that room, E tutti nella stanza they della cella clapped. hanno battuto le mani They were celebrating my freedom. per celebrare la sua liberazione. Finally, we were deported to the Philippines. E poi siamo stati allora deportati nelle Filippine And from there, we had a choice. e da là avevamo una scelta. I was able to go to UK finally in 2008, Sono riuscito a andare nel Regno Unito nel 2008, where I went to schools, dove sono andata a scuola, universities, l'università and work now. e lavoro. It was impossible I could go to university in North Korea. Era impossibile che io potessi andare all'università restando in Nord Corea. But I went to universities in the UK, E sono andato addirittura a 2 università nel Regno Unito. and I studied politics. E ho studiato la politica. I wanted to find out why I was victim, why 26 million people are victimized in the darkest country. E volevo sapere perché io sono stato trattato in questo modo, come mai 26 milioni di persone erano in questa condizione. And I asked God, why God, you are not in North Korea? Why you are only in Italy, in England, the Western countries? E ho detto, Signore, perché tu non sei in Nord Corea, ma sei in Italia e in altri paesi? And I cried out so many times to God, complaining, protesting, anger. E ho pianto così tanto, mi sono lamentato, ero arrabbiato per questa cosa. And I don't ask those questions anymore. Ma ora non faccio più quelle domande. God has shown me how He works. Dio mi ha fatto vedere come Lui opera. And today, E oggi I'm telling God, io dico a Dio God, I am ready to be used. e dico, Signore, io sono pronto a essere usato. During those imprisonment, E quelle volte che ero in prigione, when everything was lost, it was great darkness. quando ogni cosa era persa, quando non c'era nessuna, c'era tutto il buio. But I didn't want to follow from the rope. I felt there was some kind of rope was holding. I was like this. Non volevo lasciare questa corda, era come se ci fosse una corda alla quale ero aggrappato, non volevo lasciarla. And I knew that was Amen. E sapevo che quello era l'Amen. It was something strongly generated in my heart. The hope was È faith. stato qualcosa che è stato generato nel mio cuore, una speranza. Something I was putting everything, and I thought that was my last hope. E mettevo ogni cosa in questo e mi rendevo conto che era la mia ultima speranza. And it was faith. Ed era la fede. And I learned that through the darkness and suffering and endurance. E io ho imparato questo attraverso il buio, attraverso la difficoltà e l'oppressione. Suffering does not destroy faith, La sofferenza non distrugge la fede, but it refines. ma anzi la fortifica. And later I learned from the Bible, E poi ho imparato dalla Bibbia, it's the same faith è la stessa fede. Abraham had, È la stessa fede che aveva Abramo, Moses had, Mosè, Noah had, Noè. Brother Andrew had. Who?
Brother Andrew, who established Open Doors, Ah, ok. I thought it was in the Bible. Il fratello Andrea che ha iniziato Porte Aperte. and it's the same faith you and I have today. È la stessa fede che tu e io abbiamo oggi. And by that faith, you are meeting E per quella fede voi persecuted brothers and sisters. avete la possibilità In those di conoscere fratelli perseguitati che hanno conosciuto la persecuzione o che la stanno vivendo. 6 years ago, when we had the data, 6 anni fa, quando avevamo i dati, it was 245 million persecution. c'erano 245 milioni di cristiani nel mondo che subiscono la persecuzione. Today, we have 365 million persecution. E oggi ci sono 365 milioni di persone che subiscono la persecuzione. In the past 5 years, this graph goes rapidly up here. Negli ultimi 5 anni il numero è aumentato drasticamente. I have been speaking many churches in the UK, France, Germany, and in Italy now. Ho parlato a tantissime chiese nel Regno Unito, in Francia, in Germania e oggi anche in Italia. We're not doing enough work. Non stiamo facendo abbastanza, We are not speaking out enough. non stiamo parlando We are not abbastanza, standing up enough. non stiamo combattendo, insomma. We are sleeping in some way. In un certo senso stiamo dormendo. Our brothers and sisters, 1 in every 7 person, they are persecuted because of their faith. E ci sono fratelli e sorelle che muoiono per la loro fede in questi paesi. And look around the world at the moment. E guardo il mondo in questo momento. Earlier I talked about love, All'inizio ho parlato dell'amore, love of Jesus. l'amore di Gesù. And Jesus has been telling us many repeatedly in the New Testament, see how many times he said love. Gesù ci dice in continuazione, se guardiamo al Nuovo Testamento, di amare. Then what is this persecution? La parola persecuzione It is opposite love. è l'opposto dell'amore. They are full of hatred, Sono pieni di odio, anger, discrimination, rabbia, discriminazione, war, conflict. guerre, conflitti. Each day, over 40,000 people are fled from persecution. Ogni giorno succede queste cose e 40.000 persone fuggono dalla persecuzione. When these children, Pensate ai they bambini, watched their parents killed, their house burned, bombed. vedono i loro genitori che vengono ammazzati, le loro case che vengono bruciate. Where they are going to end up? Per quanto durerà ancora questo? The anger and hatred, they will turn into revenge again and again. La rabbia che c'è in loro scaturisce poi in rabbia, in vendetta verso gli altri. And I am reading a book. It's about Putin's biography. E sto leggendo un libro che parla di Putin, della sua biografia. One of the stories is said Putin grew up without father. E una delle storie dice che uno di questi dice che Putin è cresciuto senza un padre. He had a stepfather Aveva un patrigno who abused him every day. che abusava di lui tutti i giorni. He said he had anger from early age. E dice che lui aveva hatred. rabbia, odio fin dai primi anni di vita. And if we caused who he become today, E tutto questo ha portato a che lui sia quello che è oggi. since August last year, Dall'agosto dell'anno scorso, North Korea sent 6,700 giant ship containers to Russia. dall'agosto ad oggi, la Nord Corea ha mandato navi enormi verso la Russia, Weapons armi, and rockets, missiles. armi di tutti i tipi, They are missili now used against Ukrainian people. che adesso vengono usati contro il popolo ucraino. Ukraine alone has created 7 million refugees. Anche l'Ucraina ha tantissimi rifugiati. When you and I not speaking up enough of love and God's justice, E questo anche perché noi non parliamo abbastanza dell'amore di Dio, della giustizia di Dio. this darkness will eventually come on our doorstep.
E questo buio può avvenire anche dove siamo noi. And young people in this room, particularly, don't forget, when we now have this freedom, E soprattutto voi giovani pensate che se non abbiamo questa libertà, and this church will have to shut down. la Chiesa dovrà chiudere And you have told this small Bible, go under the blanket. e dovrete prendere la Bibbia e metterla sotto il tappeto. The freedom of religion La libertà di religione is equally freedom in those countries where you can enjoy, watch something on Netflix and online. è la stessa libertà che uno dovrebbe avere nel poter guardare anche programmi televisivi. The countries who don't have that freedom of religion, In quei paesi dove non c'è libertà di religione, they're going through high persecution, sperimentano una grande persecuzione, corruption, la corruzione, poverty. povertà. So you are listening today. It's not you are listening Timothy's story, Oggi non state ascoltando la storia di Timothy, but it is a story of persecution. è la storia della persecuzione. And the same story it had 2,000 years ago. È la stessa storia successa 2000 anni fa. And we know that who was most severely, painfully persecuted. E sappiamo chi è stato perseguitato in modo così atroce. The man called Jesus, L'uomo chiamato Gesù, who had the giant most power. che è dovuto morire per noi. But he did not come with a bodyguard. Ma lui non è venuto con le guardie del corpo. He was riding on donkey. Lui veniva su un asino And he went every around. e lui andava dappertutto And he preached the good news. e predicava la buona novella. And good news told the people in poverty, persecution, darkness, suffering. La buona novella per le persone nella povertà, nella persecuzione, nel buio, nella povertà. Then eventually he had gone through the persecution himself. E poi lui stesso ha vissuto la persecuzione. But even before he died on the cross, Ma anche prima che morisse sulla croce, and he said that, lo disse: Father, forgive them. Signore, perdona loro, They don't know what they are doing. non sanno quello che stanno facendo. And this was what Jesus appeared in front of Saint Paul. E questo è ciò che Gesù ha fatto quando si è presentato davanti a San Paolo. And he was the persecutor. E lui era il persecutore in quel And what momento. did he say to him? E cosa gli disse? Saul, Saul, why do you persecute me perché mi perseguiti and my people? e la mia gente? You and I Tu e Dio is a gift of God's creation. siamo un dono della creazione di Dio. But God has equally given you and I to do a task Ma Dio ha dato in modo uguale sia a voi che a me un compito da svolgere, until the moment when we're able to fly to heaven fino al momento in cui voleremo in cielo. and there is no more persecution, E allora non ci sarà più la persecuzione, no more war, conflict, suppression, suffering. non ci sarà più guerre, conflitti, sofferenze, oppressione. Let's pray for our brothers and sisters. Preghiamo per i nostri fratelli e And if sorelle. they ask them, the first thing, what can we do for you? E se dovessero chiedere cosa posso fare per voi, They say this, please pray for us. se voi chiedeste cosa possiamo fare per loro, loro diranno prega per noi And we will pray for you. e noi pregheremo per loro. God loves you and I love you Dio vi ama, anch'io vi amo and God bless you. e Dio vi benedica. Thank you. Funziona il microfono? È molto difficile aggiungere qualcosa dopo quello che abbiamo sentito. Io volevo semplicemente leggere un paio di versetti
Non so se li trasmettete in Seconda Corinzi. Scusate, ma sono diventato vecchio. Seconda Corinzi 4,17 dice: perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria. Io ho lavorato in Porte Aperte per parecchi anni e ho avuto la grazia, l'opportunità di conoscere tante persone. Ho conosciuto un fratello che è stato anche in Italia, che in Arabia Saudita è stato frustato 150 volte, in più volte, non tutte insieme. Un altro fratello si chiama Osvaldo Magdangal, è stato anche lui qui in Italia, un filippino che ha lavorato in Arabia Saudita ed è stato condannato a morte, liberato il giorno prima dell'esecuzione. Ho conosciuto una sorella che è stata torturata in prigione, amica di Timothy probabilmente, perché è stata anche lei una profuga dalla Corea del Nord. Ho conosciuto molte vedove in Nigeria, a cui hanno ucciso il marito i musulmani della setta islamica Boko Haram. Ho conosciuto diverse donne nella Repubblica Centrafricana che sono state violentate. Ho conosciuto un pastore che è stato 22 anni in prigione e tanti altri hanno perso familiari. Migliaia di credenti hanno sofferto esattamente o più o meno come Timothy. Ecco, mi chiedo di fronte a queste cose, come si fa a dire a loro la vostra momentanea, leggera afflizione? Possiamo parlare di momentanea, di leggera? No, se abbiamo una visione umana, ma se lo consideriamo in una maniera spirituale, allora il discorso cambia completamente. Se lo consideriamo in una ottica eterna, questa è veramente momentanea, leggera afflizione, perché ci aspetta un'eternità di gloria, un'eternità di gioia, un'eternità di compensazione di tutte queste sofferenze. Però dobbiamo guardare il seguito di questo versetto, perché ho letto il versetto 17, ma il verso 18 dice: mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Perché solo se abbiamo lo sguardo intento a quelle cose possiamo sopportare o possiamo considerare i dolori come momentanei, leggeri. E questo vale per i perseguitati, ma vale anche per noi. Perché se tu hai una malattia, anche se è seria, è pur sempre momentanea e leggera rispetto all'eternità. Se stai soffrendo oggi, allora devi soltanto avere lo sguardo intento alle cose che non si vedono. Perché se guardiamo i nostri piedi, se guardiamo la nostra carne, se guardiamo alle nostre cose, avremo sempre modo di lamentarci. Ma se abbiamo lo sguardo intento alle cose eterne, allora tutto quanto diventa momentaneo e leggero. Solo se crediamo in questo. Nella Chiesa perseguitata non sono tutti eroi. Ci sono quelli che si fanno ammazzare per quello in cui credono. Ci sono altri purtroppo che nascondono la loro fede per paura. Cosa faremmo noi al loro posto? Mi chiedo. Cosa farei io se fossi perseguitato? Ecco perché dobbiamo considerare. Paolo dice che noi abbiamo dei tesori, però dice che questi tesori sono in vasi di terra, per indicare la fragilità umana. Abbiamo Cristo in noi, ma siamo fragili. Dobbiamo considerare anche questo. Ecco perché dobbiamo vivere la nostra vita fra alti e bassi, con lo sguardo intento alle cose di lassù. Perché anche se stiamo soffrendo, anche quando soffriamo, e prima o poi soffriremo tutti, fratelli, tutti quanti, nessuno è escluso. Ma se viviamo queste sofferenze con lo sguardo rivolto verso l'alto, allora le considereremo momentanee e leggere. Dobbiamo sopportare queste difficoltà considerandole proprio momentanee e leggere rispetto all'eternità. Dobbiamo sfruttare le opportunità testimoniando, perché ci sono altri che hanno bisogno di conoscere il Cristo. Non stiamo a lamentarci delle nostre piccolezze
quando c'è un sacco di gente fuori che sta perendo. Questo dobbiamo fare noi qui. E poi dobbiamo pensare anche a loro. Sostenere chi vive difficoltà ben peggiori delle nostre. Perché c'è gente che sta soffrendo molto di più di noi. Non ti lamentare delle piccolezze. Prova a considerare chi è in prigione. Prova a considerare chi è condannato a morte. Prova a considerare chi hanno ucciso il marito o la moglie. E allora le nostre piccole cose diventeranno veramente momentanee e leggere. Perché se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, diceva Paolo, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Ecco, io spero che rimanga questo. Oramai il tempo è andato, non voglio essere lungo, ma che rimanga questo pensiero in noi. Che qualsiasi dolore, qualsiasi problema attraversiamo è leggero e momentaneo rispetto alla vita eterna. Perché non so se avete idea di quello che ci è stato promesso. Una vita eterna di gioia, di gloria, di presenza del Signore. Tutto questo sarà eterno. Che cos'è una piccola sofferenza momentanea qui? Ecco. Ricordiamo quello che c'è scritto in quel versetto, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Io non sono più direttore di Porte Aperte, però mi sento ancora parte di questa famiglia. E da parte di questa famiglia voglio ringraziarvi, perché veramente, come diceva il pastore Gianni prima, voi siete nel nostro cuore come noi siamo e ci sentiamo nel vostro. Voglio ringraziarvi perché avete sostenuto tanto la Chiesa perseguitata e vi dobbiamo un grazie. Continuate a sostenere i fratelli perseguitati perché ne hanno bisogno. Questo è un invito che vi faccio, ma so che non è un invito a vuoto. Vi voglio ricordare i soliti banchetti, i libri, so che molti li avete già, leggete Porte Aperte, ricevete il giornale. Se non lo ricevete potete richiederlo e vi sarà spedito gratuitamente. Vi ricordo che c'è un convegno molto interessante, molto importante, perché al convegno non ci sarà Timothy, ma ci saranno altri fratelli che provengono da zone dove c'è persecuzione. E ascoltare le loro storie fa un po' di tristezza forse, però ci fa bene sentire queste cose. Ci fa bene distoglierci dalle nostre piccolezze a volte. Quindi, se potete venite al nostro convegno, vi farà del bene. Non so cos'altro chiedervi, se non grazie per il vostro interesse. Dio vi benedica. Vi chiedo di alzarvi in piedi, tutti quanti, per favore. Non so aggiungere una parola a quello che ogni volta che sono stato ai convegni, partecipato, ascoltato queste cose, in qualche modo forse lontanamente mi sono identificato. Però questo pomeriggio, questa mattina possiamo dire tutti quanti insieme: Signore, grazie perché Tu hai provveduto un elicottero per ognuno di noi. Se siamo qui è perché Tu hai pagato un prezzo caro per ognuno di noi. Quello che abbiamo potuto ascoltare questa mattina, Signore, ci fa comprendere che il Tuo amore è immenso, enorme, Signore. Grazie per la vita di Timothy, Signore. Grazie per come Tu lo hai chiamato, Signore, e come lui tanti altri, Signore. Per noi è stata una gioia e un onore poterlo avere in mezzo a noi, Signore. Ascoltare, Signore. Signore, noi non vogliamo mai smettere di pregare per i nostri fratelli perseguitati. Signore, noi non sappiamo ancora nella nostra nazione per quanto tempo possiamo avere questa libertà di poter riunirci insieme, poter avere la libertà, un culto.
Stiamo vedendo che i tempi si stringono sempre di più. Signore, sappiamo che proprio nelle persecuzioni la tua Chiesa cresce di più. E questa mattina vogliamo dirti, Signore, fa che usciamo da questo luogo ancora con un cuore ben disposto di servirti ancora di più. E con la consapevolezza, Signore, che avendo questa libertà possiamo approfittare ancora della libertà che abbiamo, Signore. Signore, benedici l'opera di Porta Aperta in Italia, Cristian, Signore, sua moglie, Signore, grazie per come tu gli stai dando sapienza e discernimento, Signore, perché ci vuole una sapienza che viene dallo Spirito Santo. Grazie, Signore, perché siamo certi, Signore, che anche questo pomeriggio tu benedirai il nostro fratello, lo userai ancora per la tua gloria nella comunità dove lui si recherà. Signore, vogliamo dirti tutti quanti insieme grazie di pari consentimento, Signore. Benedici anche i nostri cibi, quello che staremo insieme, Signore. Benedici il nostro parlare, fa che questa mattina, Signore, ancora possiamo avere l'opportunità di predicare e evangelizzare a qualcuno che non ti conosce. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Dio ci benedica. Buona domenica a tutti quanti.